A volte la parola sasso proprio non basta. Quello che è caduto sulla strada provinciale 1 bis, che è la sinistra Piave, che dopo Lentiai scende verso Quero Vas e verso la provincia di Treviso, quello che è caduto sulla strada ieri sera è un vero macigno. Un macigno che a Caorera, vista l'instabilità del versante, ha determinato la chiusura della strada, e queste non sono buone notizie per chi lì vive e per chi lavora, per chi ha bisogno di quel tratto di strada. Andiamo a vedere a pagina 21 del Corriere delle Alpi, ma la notizia è ovviamente anche sul Corriere della Sera, sul Corriere, scusate, sul Gazzettino di Belluno. Andiamo a vedere appunto come all'interno il Corriere delle Alpi tratta la notizia e ci mostra un'altra fotografia, oltre a quella che c'è in prima pagina, molto eloquente, cioè il masso caduto occupa praticamente mezza strada, una carreggiata intera. Insomma, per fortuna in quell'istante non passava nessuno. E quante volte possiamo dire questa strada? È vero che in montagna un po' di rischio c'è sempre, però insomma qui si tratta di un'arteria grossa, un grosso rettilineo di quelli sui quali insomma uno pensa di poter marciare in sicurezza. Il titolo sul Corriere delle Alpi di oggi è molto significativo, insomma, perché dice che c'è un pericolo ancora presente di nuove cadute, e per questo la strada è chiusa. Il masso si è staccato dal versante durante la notte, l'arteria è stata prima riaperta con un semaforo e poi interdetta. Fino a cessato pericolo, interdizione totale al transito in entrambi i sensi di marcia. Dalle 18 di ieri sera la strada provinciale 1 bis Madonna del Piave è chiusa completamente alle porte di Caorera. Sto leggendo l'articolo a firma di Stefano De Barba. Ciao Stefano. Nel punto in cui all'1 della notte tra lunedì e ieri un grosso macigno del peso stimato di una sessantina di quintali è precipitato sulla carreggiata. È evidente dalla fotografia, il versante, ve lo mostro col mouse, dalla parte destra, diciamo, della foto. Qui il masso è caduto, è rotolato sulla strada, è scivolato sulla strada, ha attraversato un'intera corsia che adesso è piena di detriti, che si è rivelata piena di detriti, e poi si è fermato dall'altra parte, sull'altra carreggiata, occupandola, ripeto, praticamente tutta. Dopo una giornata di verifiche sul versante roccioso, verifiche che sono avvenute ieri, quindi la foto non è della notte scorsa ma di 2 notti fa, no? Ieri è stata giornata di verifiche, e ieri si transitava a senso unico alternato su questa strada così importante, no? Di senso unico alternato sulla corsia della strada 1 bis più distante dalla roccia, mentre era stata già pubblicata l'ordinanza di riapertura dalle 17 in entrambi i sensi di marcia, anche se con la carreggiata ristretta. Veneto Strade ha fatto dietrofront, ha cambiato idea. Una nuova ordinanza ha imposto a partire dalle 18 di ieri la chiusura totale della strada a Caorera per pericolo di caduta massi dal versante a monte della sede stradale. Allora, io non vi leggo altro di questo articolo, che vi invito ad approfondire acquistando il Corriere delle Alpi, da dove ho tratto le notizie che vi ho letto fin qui. Amici di Radio Piave, poi come sempre vi invito a vedere questa rassegna che ascoltate in radio anche sui nostri social, Facebook, Instagram, YouTube, dove potete vedere le immagini di cui vi ho parlato. Oggi è mercoledì 13 marzo, abbiamo cominciato così la rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Allora, nella pagina precedente a questa abbiamo dato una brutta notizia, adesso diamo quella buona. C'è un ampio servizio sul lavoro che un nostro bellunese, un pediatra dell'ospedale di Belluno, che è il dottor Gian Giacomo Nicolini, che saluto anche perché come tantissimi insomma sono amico suo, il medico dei bimbi nella striscia di Gaza, dice il titolo. Gian Giacomo Nicolini è andato a fare servizio sulle navi che in qualche modo dal mare hanno offerto assistenza ai bambini di Gaza e alle persone di Gaza, insomma, che sono sotto il tiro degli israeliani. Cure e serenità a chi sta soffrendo, è il titolo. Il pediatra Nicolini ha operato sulla nave ospedale Vulcano, il terrore nei loro occhi, dice. Li abbiamo fatti sentire in famiglia. Missione umanitaria in Palestina. Gian Giacomo Nicolini,
pediatra dell'ospedale di Belluno e consigliere comunale, ha vestito i panni del volontario partecipando ad una missione a Gaza promossa dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare con il supporto della Fondazione Francesco Rava. Nicolini aveva prestato il servizio militare in Marina, quindi è anche la persona adatta, insomma, per stare sulla nave e starci da medico, in questo caso come volontario, a offrire appunto le sue competenze ai bambini feriti in questa guerra incredibile e anche, se mi permettete, assurda. Il progetto nella striscia di Gaza è stato avviato mesi fa con l'allestimento di un ospedale da campo, per modo di dire, da campo, tra virgolette, sul vulcano, nave militare dotata di sale operatorie, laboratorio di analisi, farmacia, terapia intensiva e subintensiva, unità diagnostica, radiologia e telemedicina, ormeggiato, come vi dicevo, a 20 km da Rafah, quindi dal mare è stato portato aiuto alle persone ferite sulla terra. Obiettivo: accogliere sulla nave e prestare assistenza sanitaria ai bambini coinvolti, loro malgrado, nel conflitto tra israeliani e palestinesi, vabbè, insomma, tra israeliani e palestinesi, qui si potrebbe dire tra israeliani e Hamas, però come sappiamo ci va di mezzo la popolazione, quindi insomma siamo davanti a qualcosa di drammatico. Io vi invito a leggere a pagina 20 il resoconto di questa esperienza del dottor Nicolini, perché diciamo ci costringe a un sussulto di umanità, ci costringe a pensare al male che questi bambini, che non hanno nessuna colpa, stanno provando, e questo insomma dovrebbe farci riflettere anche così sulle ragioni di quello che è successo e anche sui modi che potremmo cercare di adottare per porre fine a quanto sta succedendo, e penso a una cosa solo, penso a tutti i civili che ci stanno andando di mezzo, ci vanno di mezzo i civili, è tanto meno accettabile, insomma, una guerra quando a patirne le conseguenze sono le persone più fragili, indifese, i bambini prima di tutto. Sulla prima del Corriere delle Alpi, in apertura, titolo grande, portante: anziani, allarme, truffe, il prefetto in aumento raggiri sul web e al telefono, una donna, io sono stata ingannata e poi rapinata, vedremo che l'apertura anche sul Gazzettino di Belluno. C'è il caso del ragazzo di 19 anni che fa un acquisto su internet e finisce in una rete di chat minatorie dove la richiesta è di pagare migliaia di euro per non subire ritorsioni. E quello dell'anziano che si innamora di una giovane donna che poi gli spilla quattrini con la scusa di aiutare un parente malato o in difficoltà. Il bellunese è un'isola felice sotto il profilo dei reati, ma le truffe restano una piaga, in aumento quelle online e telefoniche che colpiscono gli anziani ma anche le persone più giovani. Pagine 16 e 17, l'approfondimento di Alessia Forzin. Vediamo gli altri titoli di questa pagina: il Dinamo Camp torna a Misurina, spiragli positivi per il Pio XII. Dopo la sperimentazione estiva, questa esperienza di camp torna a Misurina, è tornata a Misurina nei giorni scorsi al Pio XII con bambini affetti da SMA. Vanoi, trattative in regione per dare ascolto al territorio, e si parla dell'ipotesi di una nuova diga, di un nuovo bacino, tutto rinviato con la speranza di arrivare ad un accordo. Ieri il Consiglio regionale, in Consiglio non è stata votata la mozione sul Vanoi. Notizie che riguardano il Veneto, non direttamente la provincia di Belluno, ma insomma ci interessano. Sul lato destro di questa pagina prima del Corriere delle Alpi, la pedemontana, Zaia promette innesto in A4 all'inizio di maggio, quindi mancherebbero un paio di mesi all'apertura a Montecchio del casello di innesto tra la pedemontana veneta, la nuova pedemontana veneta e l'autostrada A4, praticamente dovendo andare verso Milano. Per noi bellunesi, dopo Conegliano, insomma, si gira a destra, non occorre raggiungere la A4, trafficatissima, pericolosa, e stando sulla pedemontana veneta si arriva addirittura dopo Vicenza, ormai alle porte di Verona, e lì ci si immette di nuovo nella A4 su quella direttrice. Credo che sia una infrastruttura discussa da matti, criticata, criticabile, però che ha portato e porterà un grosso vantaggio alla mobilità della parte nord di tutto il Veneto, insomma, ecco, fuori dall'asse della 4. Ecco.
E intanto si sperimentano nuovi tipi di mobilità. Pensate che è stato brevettato dopo la sperimentazione un treno a levitazione che viaggia su binari già esistenti, non su rotaie di diverso tipo. Ieri ha fatto qualche chilometro questo modulo sperimentale, è di una ditta trevisana, bellissimo vedere che l'intelligenza viene applicata per il miglioramento delle condizioni, così anche dei trasporti. Svelato il treno a levitazione, viaggia su binari già esistenti, è stato presentato il brevetto. Impianti chiusi, ecco la mappa da Asiago fino al Nevegalli, i dati di Legambiente. Poi il lancio in prima dell'esperienza compiuta appunto dal pediatra Nicolini in aiuto dei bimbi di Gaza. Saltiamo al Gazzettino di Belluno. Vi faccio vedere in prima pagina, come vi dicevo, il titolo di apertura è quello sulle truffe sul web. Alleanza contro le truffe sul web, comune capoluogo e prefettura uniti contro un fenomeno che colpisce gli anziani tanto quanto le nuove generazioni. Testimonianza drammatica alla presentazione del progetto, dopo il raggiro telefonico anche un'aggressione a domicilio. Ne scrive Fant. La fotografia è di una donna molto conosciuta a Belluno, che è Emma Ricci, comune. E perché la fotografia? Perché anche lei è stata protagonista e ha raccontato di una di queste truffe, è riuscita a sventare la truffa in casa propria. Comune e prefettura uniti nella prevenzione delle truffe con incontri e campagna informativa, un'insidia che riguarda non solo gli anziani ma anche giovani sul web. Tra le nuove frontiere spunta il caso delle agenzie fantasma di assicurazioni che si trovano in rete, una decina le vittime a Belluno, ha spiegato il comandante emerito della polizia locale Roberto Rossetti, e poi il vecchio sistema del finto avvocato che chiede soldi per la cauzione di un parente coinvolto in incidenti. È capitato anche alla professoressa Emma Ricci di Belluno, che racconta la sua esperienza e come ha smascherato il truffatore. Di questo si legge a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Prefettura e comune, piano antitruffe, c'è il paginone dedicato a questo, e in basso appunto il finto avvocato e i soldi per la cauzione. Ecco come mi sono salvata dal tranello. E c'è anche qui la foto di Emma Ricci, che se ci ascolta salutiamo. Ciao Emma, buona giornata. Allora, altri titoli su questa prima del Gazzettino. Sotto la testata, così lo ricordiamo, il Festival Paolo Dego, dal 23 marzo in scena a Paiane, il grande teatro amatoriale. Libri. Flavio Faoro ha pubblicato il suo Passeggiate in Valbelluna, passeggiate che hanno come filo conduttore la scoperta di 103 chiesette belle antiche sul nostro territorio. Hockey su ghiaccio, Cortina, overtime vincente, stagione finita per il Feltre. La foto centrale riguarda una persona ben nota a Cortina, Enrico Valle. La sua falegnameria chiude la falegnameria Valle, finisce una storia di 120 anni, dice il titolo sulla prima pagina del Gazzettino. Enrico, da sempre diviso tra bottega e sci, ha detto stop. Sagra dei Fisciot, si inizia a far festa già venerdì. Pieve di Cadore, casse vuote, aumenta la tassa di soggiorno. L'articolo, il lancio sulla vicenda del masso caduto in strada a Caorera. Ci risiamo, dice il testo, poco dopo più di una settimana dal primo distacco si ripresenta l'emergenza Massi sulla provinciale 1 bis Madonna del Piave a Caorera, in comune di Sette Ville. Un macigno di circa 60 quintali è piombato sulla carreggiata nella notte tra lunedì e martedì. Nessun veicolo o persona sono rimasti coinvolti, perché per fortuna è caduto di notte. Veneto Strada è subito intervenuta e le successive verifiche hanno portato a chiudere l'arteria ieri alle 17, come abbiamo detto. Oggi ci sarà la messa in sicurezza del versante. Su questo tema sono intervenuti anche i rappresentanti del mondo economico, gli industriali in particolare, che hanno cercato di evidenziare come una provincia come la nostra, sempre in bilico con una viabilità precaria, di sicuro fa fatica a offrire certezze anche a chi vuole intraprendere. Liceali a lezione dall'antimafia su usura e azzardo. L'altro titolo in taglio basso della prima pagina, e concludiamo con questo: Belluno, contrapposizione comune cooperative sulla spinosa questione dei migranti, ne scrive Fant. La cooperativa Una Casa per l'Uomo vince la gara per l'accoglienza dei migranti, ma non si trovano alloggi in città, rischia una maxi penale, poi trova l'accordo con il comune, versa a Palazzo Rosso 9.000
euro per le spese, una vicenda paradossale, specchio dell'annosa questione della carenza di abitazioni a Belluno. Noi con questo ci fermiamo qui, io vi auguro un buon mercoledì 13 marzo, vi ricordo che oggi verso l'ora di pranzo diventa disponibile sul web, come adesso ho fatto con il Gazzettino di Belluno e il Corriere delle Alpi, diventa disponibile la possibilità di sfogliare così il nuovo numero del settimanale Amico del Popolo, che arriverà poi nelle vostre case se siete abbonati domani e dopodomani secondo la distribuzione postale. Chi riceve l'amico di carta, si ricordi, ha già il diritto, ha pagato anche la possibilità di guardare l'amico in digitale, quindi se non avete la password chiedetela a segreteria@amicodelpopolo.it e vi verrà data la possibilità, ripeto già oggi a pranzo, di vedere il nuovo Amico del Popolo. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata, ciao da Luigi Guglielmi.